Sono i 4 gruppi su Sgnot. Sono loro? No, sono Soglia del Dolore. A manco il 3 erano di che epoche? E dal momento che si sono riformati dopo 20 anni si hanno riproponuto le stesse canzoni di 20 anni fa. Ibernata l'84 e risuscitata dal 2004. La notte dei morti di Musazza suonata. Infatti, mi sa mai che non sei di Annestris. Le musiche era che ci rendi fare tale quale compagne e ovviamente senza cambiare nulla di quel che facevi. Sai, dopo tanti anni un po' di fatica c'è stata perché purtroppo non suoniamo da tanto tempo. Ma davvero non suonate da tanto tempo? Dio. Sembrava veramente. No, cioè abbiamo fatto delle prove, poche ma buone. Di oggi diciamo è un po' più duretto, una volta c'erano più gente sotto che si saltava dentro, fuori, sopra, dappertutto, comunque. Però l'energia c'è ancora, diciamo sì. Che si vede. Noi anche. Basta che ci divertiamo, siamo contenti. Il punk non muore mai, chi è punk 20 anni fa lo è anche adesso, uno spirito che rimane per sempre. Cosa fai adesso? Devo dirlo? Dai. Faccio il broker finanziario. Beh, c'era qualche figlio dei miei clienti, i genitori non sono voluti venire perché sennò potevano compromettersi. No, rischiavano di avere qualche dubbio sulla gestione dei loro denari. Le musiche insomma plaseve 20 anni fa e le sonorità attuali che ascoltano i giovani è sempre che disin, bene o male, commerciale, non commerciale, che era. Ma anche che gruppi di Sgnot erano che si rifacevano al non commerciale assolutamente, autoproducendosi i discos che avevano fatto, le musiche, i testos, l'ante subito scombatti a quel calcirconde. Questo i giovani si sono che cani. Scusate, ma sì, che non sai di dove che sono, io hai pagato prima, dopo ieri per fare così. Ok. Aiuto. È una connotazione storica.